Chiaro, potere al popolo, potere anche al povero, come scherza ogni tanto Francesco in regia. Buongiorno, buongiorno, Ari, buongiorno da Sammy Varin, Radio Libertà. Certo, è potere al povero in questo caso, ne parliamo prossimamente anche parlando con il Qui Parlamento. Ricorderemo che ieri c'è stata la fiducia al decreto bollette. Intanto però il sito del Corriere apre con Mattarella, operato ieri sera al cuore per l'impianto di un pacemaker, notte tranquilla, totalmente asintomatico. Dal Corriere passiamo all'ANSA, anche qui Mattarella operato ieri sera per l'impianto di pacemaker, stabili le condizioni cliniche. Su Repubblica invece una tristissima striscia rossa, abusi sessuali su minori, arrestato parroco nel bresciano. Ma qui ci fermiamo perché? Perché partiamo proprio dalla Lombardia. A quest'ora del mercoledì parliamo di regione con regione Lombardia nel Focus Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. E siamo assolutamente sulla notizia perché abbiamo cominciato proprio questa mattina a ritrasmettervi l'interessante appuntamento che si è svolto lunedì a Milano. E già, si è parlato di nucleare, un convegno intitolato Il nucleare sostenibile, l'Italia riparte, molto richiesto dai nostri ascoltatori. E devo dire anche comunque ne hanno parlato giornaloni come il Corriere a pagina 12 di martedì scorso. Abbiamo con noi uno di coloro, uno di quelli che ha contribuito a organizzare questo convegno. È responsabile ambiente della Lega in Regione Lombardia, il consigliere regionale Riccardo Pase. Grazie Riccardo. Ciao Sammy, grazie dell'invito e grazie a tutti i radiospettatori. E adesso la sto facendo vedere, pagina 12 del Corriere e insomma, non è mai capitato finora, penso, che ci fosse un paginone che parla di nucleare. Salvini spinge per il nucleare, a Milano la prima centrale nel 2032. Il leader surreale, parlare ora dei candidati in Lombardia, Piantedosi fa bene ma è un tecnico. Ah, ho capito Pase, perché ci ha messo il paginone. No, scherzo, sotto in effetti poi c'è domande e risposte, come funzionano i mini reattori SMR, in quanto tempo vengono realizzati, insomma se ne comincia a parlare seriamente e devo dire questa cosa era assolutamente impensabile fino a qualche anno fa. Riccardo Pasi, lo stiamo trasmettendo, abbiamo cominciato proprio questa mattina a ritrasmettere questo convegno, pensa un po' richiesto proprio dai nostri ascoltatori, perché quella poca informazione che hanno fatto alcuni organi, giornaloni come il Corriere, è pochina pochina e c'è una certa curiosità, ma soprattutto una certa esigenza, diciamocelo chiaramente. Pase, cosa è successo lunedì e cosa si sta preparando? Lunedì è stato qualcosa di straordinario e eccezionale. È stato un evento in cui purtroppo la sala non era in grado neanche di contenere tutte le persone che volevano venire, è stata qualcosa di grandissimo. Avevamo oltre 200 persone sono venute in una sala che capiva circa 100 persone, quindi c'erano circa 200 persone fuori. Allora, cos'è l'evoluzione? L'evoluzione, dobbiamo ringraziare a Matteo Salvini e la Lega che qualche anno fa ha detto non possiamo permetterci come uno Stato moderno con la nostra economia di non avere il nucleare e di comprare energia nucleare dalla Francia, dalla Svizzera e da altri stati europei, perché questo succede, noi abbiamo centrali nucleari attaccate al nostro territorio, a pochissima distanza dal nostro territorio, quindi noi abbiamo bisogno di avere un'energia sicura, pulita, economica, costante. E il nucleare è l'unica energia che è in grado di dare questo. Qualche anno fa era impensabile, quella sala lì qualche anno fa sarebbe stata semivuota, era piena. E non solo era piena di persone che magari erano curiose e interessate, era piena di stockholder a livello italiano importantissimi. C'era il DG di Enel, di Ansaldo, di Eni, di Sogim. C'erano persone importantissime che hanno voluto essere presenti, hanno annullato altri impegni per essere lì perché dicevano
finalmente c'è un partito, finalmente ci sono le condizioni per portare il nucleare anche in Italia, perché noi come azienda abbiamo bisogno di portare avanti questo tipo di progetto, e questa è stata la cosa più importante. Quindi questo giro, quando la Lega si gira, alle spalle ha una struttura imprenditoriale importantissima italiana che dice: noi siamo pronti, ci siamo, abbiamo tutte le capacità, abbiamo tutta la tecnologia, siamo già in grado di costruirle e le stiamo costruendo nel resto del mondo, le vogliamo costruire anche in Italia per dare il servizio al nostro paese. Questa è la cosa rivoluzionaria. C'erano tutti, c'erano veramente tutti, quindi non solo i cittadini che hanno naturalmente un interesse in uno sviluppo di questa tecnologia. C'era un altro aspetto importantissimo: c'erano tantissimi giovani. I giovani oggi, visto che si parla tanto di questi giovani che sono ambientalisti, che sono verdi, che sono in qualche maniera a volte in alcuni casi addirittura radicali e quindi bloccano lo sviluppo, invece sono assolutamente favorevoli al nucleare. C'erano e davano supporto e dicevano: brava Lega, brava Matteo Salvini, che porti avanti un'istanza che noi chiediamo da tantissimo tempo. Questa è la rivoluzione, e credo che un evento come quello di lunedì non abbia avuto uguali sul nostro territorio. E forse per questo effettivamente che anche i giornali più importanti cominciano a parlarne. Matteo Salvini ha fatto anche quella affermazione che ha fatto parlare i giornali, dicendo: la prima centrale mi piacerebbe che fosse a Milano, anche perché non si parla più di quelle centrali immense, ma si tratta di mini centrali. Vuoi spiegare agli ascoltatori, che sono naturalmente meno tecnici, di cosa si tratta? Perché poi si parla anche, abbiamo ascoltato la prima parte di questo convegno, la seconda verrà trasmessa domani mattina dopo le 10, si parla proprio di un nucleare completamente diverso da quello che c'è stato finora, molto molto più sicuro, con scorie piccolissime rispetto a un tempo. Un esperto ha fatto l'esempio della bottiglia, dicendo: un tempo c'era questa bottiglietta come scorie nucleari nella vita di un uomo, adesso le scorie sono ridotte al tappo della bottiglietta, quindi pochissimo rispetto a un tempo. Riccardo. Allora, intanto questo è un dato oggettivo, cioè oggi la tecnologia ci permette di avere diverse scelte, ed è un po' quello che chiedevano anche queste grandi aziende, Eni, Enel, dicendo: diteci dove volete andare. Si sta formando un consorzio di queste realtà per portare avanti una progettualità. L'Italia sta portando avanti il progetto dei mini reattori. Questi mini reattori hanno una differenza rispetto ai grandi reattori. Non è nemmeno questione di sicurezza, sono entrambi ormai la sicurezza consolidata dei grandi reattori oramai vuol dire è certa. Considerate che quando si parla di centrali di terza generazione, così spieghiamo, sono centrali che in caso estremo ci fosse una situazione di pericolo, loro non permetteranno mai in nessun caso di fare fuoriuscire una parte inquinante. Questo è un dato, ormai sono così le centrali, sono sicure al 100%. Quelle di quarta generazione hanno una funzione in più, cioè in caso di problematiche non si danneggiano neanche, cioè come dire, non deve neanche andare dal meccanico a ripararle, perché sono in grado di sopportare al proprio interno anche una criticità. Però la quarta generazione non vuol dire che è più sicura della terza, è solo una questione gestionale, quindi così chiariamo anche questo aspetto. Le mini centrali, che sono centrali tendenzialmente raffreddate ad acqua, quindi a bagno d'acqua, possono essere fatte in maniera modulare, cioè vuol dire io le costruisco in azienda e le installo sul territorio. Parliamo di reattori che generano normalmente intorno ai 300 megawatt, quindi ne servirebbero 3-4 per una realtà come Milano, e che ci sono oggi delle società che hanno grandissimi bisogni di consumo di energia, tipo i data center, che dicono: uno così basterebbe solo per me, quindi me la faccio per me in casa, mi costruisco la mia centrale che alimenta il mio impianto, quindi non vado a sovraccaricare le linee. Il vantaggio di questi impianti è appunto che sono ipersicuri, che sono piccoli, quindi hanno un impatto, diciamo, di gestione delle reti, non di impatto ambientale, perché naturalmente se io ho una grande centrale devo avere tutto un sistema di reti che trasportano energia poi in un ampio spazio. Più sono piccoli, più servono il territorio, quindi ho una minore caduta di rete, ho una maggiore efficienza.
Quindi queste vanno portate proprio in loco e sono piccole realtà. Il fatto di poterle fare modulari, quindi vuol dire io in fabbrica le costruisco, creo un'economia di scala dove l'Italia deve e può essere protagonista in questo, perché una volta fatto questo io la posso costruire in Italia e andarla a installare in Italia, si spera il prima possibile, ma posso andarla a installare in Svizzera, in Francia, nel resto del mondo. Quindi l'Italia potrebbe diventare un grandissimo produttore di questi reattori e abbiamo tutte le competenze e tutte le capacità di farlo. Per cui ben venga la linea dicendo lo voglio la prima Milano, perché tutte le grandi città dovranno averne uno e più di uno. Questo è il dato di fatto. E non è finita perché, abbiamo sentito, sarebbe possibile, pure utilizzare i siti delle vecchie centrali dismesse e addirittura, i cittadini non sarebbero contrari a questo. Pase. Allora, assolutamente vero. Allora, come dicevo prima, le infrastrutture, cioè al di là del nocciolo della centrale, del motore, del cuore, tutto il resto dell'infrastruttura è un'infrastruttura molto costosa, molto onerosa e richiede comunque ha un impatto ambientale, forse più quello un impatto ambientale che non il reattore stesso. Questi spazi delle centrali possono essere utilizzati, ma non per mettere mini reattori, per mettere centrali, diciamo, standard consolidate. Questo potrebbe essere sicuramente, anzi magari valorizzando il territorio, perché chi prende una centrale, secondo me, magari deve avere un indennizzo ambientale, magari avere una corrente a un prezzo agevolato, perché naturalmente avendolo sul proprio territorio, io ritengo corretto che abbia anche un beneficio. Come la Lombardia ha fatto per le dighe. Ricordiamoci che tutti i proventi delle dighe rimangono sul territorio dove sono installate le dighe. Quindi questa visione secondo me sarebbe interessantissima. Sarebbe magari anche bello pensare un domani che siano proprio le regioni a legiferare rispetto all'energia del proprio territorio, in maniera che una regione avanti come la Lombardia con grande richiesta di energia possa accelerare i tempi. E do anche qualche idea di tempo. Si parla appunto di la possibilità di realizzare questi impianti all'interno di un arco di 10 anni. Allora adesso siamo ancora nella parte burocratica perché in Italia non è ancora stata autorizzata a tutti gli effetti, c'è ancora la legge delega che deve essere approvata e i decreti attuativi che io mi auguro che possano essere chiusi nel giro di un anno o poco più in maniera di partire e nel giro di qualche anno i più ottimisti dicono nel giro di 6-7 anni, i più quelli più attenti dicono magari ci vogliono 10-12 anni, ma un percorso irreversibile, perché noi non possiamo permetterci di avere uno sviluppo e pensare che un'azienda che venga e faccia dei grandi investimenti di consumo energetico come i data center o come l'intelligenza artificiale che è stato ricordato nel convegno, una ricerca di intelligenza artificiale consuma 10 volte l'energia di una semplice ricerca su Google e sappiamo tutti che ormai si stanno tutti spostando sull'intelligenza artificiale, quindi i consumi saranno immensi e non possiamo permetterci di avere dei data center dall'altra parte del mondo, perché dobbiamo avere un'autonomia anche sotto questo profilo. Quindi l'energia può essere data in una previsione e energia nucleare, secondo me nel giro veramente di 7-8 anni. Quando Matteo Salvini dice nel 2032 potremmo accenderlo, non dice una cosa così impensabile. Quindi avanti sul nucleare, ma vogliamo ricordarlo, non soltanto nucleare, ci deve essere quel famoso mix di cui molte volte parliamo, anche di altre tipologie di energia. Addirittura c'è un appello a non chiudere le 4 centrali a carbone che ci sono in Italia. Pase, ci deve essere un mix di varie possibilità a cui attingere per avere energia. Guarda, questa è la linea della Lega che ha sempre portato avanti in Europa sull'invarianza tecnologica. Noi abbiamo l'obiettivo di avere un mix energetico sotto tutti i profili, sia di garanzia di continuità elettrica, perché il fotovoltaico e l'eolico non hanno continuità elettrica, perché se c'è brutto tempo o di notte non producono o non c'è vento non producono, quindi ci serve una continuità, ma ci serve anche un mix che ci garantisca un'autonomia energetica, perché oggi abbiamo il 40% e oltre di energia in Italia viene generata attraverso il gas, quindi importiamo gas per fare energia. Noi abbiamo la fortuna in Lombardia di avere le dighe, di avere questi grandi invasi che producono circa il 40% del totale delle fonti rinnovabili italiane messi in rete. Abbiamo una grande presenza di fotovoltaico, siamo sicuramente la regione che oggi ha più fotovoltaico, nonostante dal punto di vista di altitudine, cioè non siamo particolarmente esposti al sole rispetto ad altre realtà italiane.
però abbiamo bisogno proprio di avere un mix energetico. Il nucleare è perfetto perché è un'energia talmente facilmente programmabile che quindi può andare a compensare anche tutti i cali dell'energia qualora ce ne fosse maggiore richiesta o minore richiesta. Quindi è assolutamente fondamentale in questa. Il combustibile è reperibile, facilmente reperibile, come è stato ricordato l'80% della produzione di energia, quindi della costruzione, la gestione, verrebbe fatta sul nostro territorio. Un fotovoltaico in realtà l'80% viene fatta altrove, e ce lo diciamo in Cina. Quindi portare una produttività del nucleare vuol dire portare lavoro, pila, energia pulita sul nostro territorio con il ritorno economico di noi. E chiudo dicendo le centrali a carbone. La Germania, la grande protagonista del New Deal, che ha distrutto completamente del Green Deal, che ha completamente distrutto l'economia europea, genera la maggior parte della propria energia attraverso centrali a carbone e ha chiuso quelle nucleari. Questa è proprio la follia. Siccome per l'energia nucleare ci vorrà ancora qualche anno, questo ce lo siamo detti, chiudere oggi 4 centrali a carbone che permetterebbero di avere una sicurezza energetica, di un'energia a basso costo, in attesa che si sviluppino tutte le tecnologie, mi sembra follia, non ce lo possiamo permettere, non possiamo dire alla famiglia che ha difficoltà a arrivare a fine mese paghi più l'energia di più, magari comprata dalla Germania che lo produce col carbone perché noi le nostre centrali le chiudiamo, piuttosto che le aziende che dicono io non vengo a investire in Italia perché costa troppo. Riccardo Pase, tra gli organizzatori del convegno che si è svolto lunedì a Milano, il nucleare sostenibile, l'Italia riparte e ancora una volta la Lega guarda avanti. Riccardo, grazie per l'interessantissimo argomento e ricordo ai nostri ascoltatori domani alle 9:40 la seconda parte del convegno sarà trasmessa qui su Radio Libertà. Buon lavoro Pase, alla prossima! Grazie a tutti voi e bravissimi perché approfondite, perché è giusto essere informati. Grazie a Riccardo Pase e chiaramente la nostra è controinformazione perché gli altri canali parlano delle solite cose gravissime, importantissime, la guerra, i dazi e certo, ma forse la vita deve proseguire. Ancora il buon mattino, 11:20, Sammy Varin, tanti messaggi anche sull'argomento nucleare, sono contento di avere smosso un po' anche la vostra attenzione. Certo, poi ci sono gli argomenti base su cui abbiamo instaurato anche la nostra rassegna stampa, anche qui ci siamo discostati dalle solite cose sulle solite prime pagine. Il cancro islamico si sta diffondendo in tutto il corpo italiano, inarrestabile, questo porta sfiga, anche con cura chemioterapica, questo porta molta sfiga. Che belli anni di gioventù che abbiamo vissuto negli anni 60, 70, 80, difficili ma positivi. A Maurizio, e vabbè dai, non sono più negli anni 60, 70, 80, abbiamo qualche altro problemino, ma cerchiamo di vedere anche il bicchiere mezzo pieno, anzi lo riempio il bicchiere perché andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. E salutiamo il deputato della Lega, membro delle commissioni attività produttive e bilancio della Camera, Andrea Barabotti, ciao! Ciao Sammy, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi. Sì, noi inesorabili siamo ottimisti e quando sono le buone notizie e i giornali non ti fanno quasi manco un riquadro, ieri la fiducia al decreto bollette contro il caro energia. Sono in arrivo buone notizie e cerchiamo almeno noi di parlarne. Andrea, cosa avete votato? Di cosa si tratta? Cosa c'è dentro che può interessare a chi ci ascolta? Diciamo, notizie che arrivano veramente a caldo perché proprio 2 minuti fa abbiamo espresso il voto finale sulla conversione del decreto bollette e quindi la Camera dei Deputati ha convertito in legge il decreto che prevede lo stanziamento di 200 euro per le famiglie che hanno un ISEE sotto i 25.000 euro nel prossimo trimestre. Quindi senza ulteriori e gravosi impedimenti, chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro è sufficiente che calcoli l'ISEE e che automaticamente viene trasmesso agli enti preposti per ottenere 200 euro di sconto sulle prossime fatture che riguardano l'elettricità. Quindi una misura importante che
di cui possono godere 8 milioni di famiglie e che costa per lo Stato 1 miliardo e 600 milioni di euro. Quindi il governo e il Parlamento il Parlamento poi ha confermato questo stanziamento, 1 miliardo e 600 milioni per le famiglie per far fronte al caro bollette. Oltre a questo 1 miliardo e 600 milioni per le famiglie, abbiamo stanziato 800 milioni di euro per le piccole e medie imprese. Si tratta di piccole e medie imprese collegate in bassa tensione con una potenza che supera i 16 kW e mezzo, che potranno godere in bolletta dello sconto della componente ASOS. Ora, senza entrare nel merito tecnico della componente ASOS e di quello a cui serve questa componente in bolletta, si tratta di 800 milioni di euro che tante piccole e medie imprese italiane risparmieranno sulle bollette. Ma non solo, ci sono anche 600 milioni di euro che in questo caso riguardano le imprese energivore italiane, che le aiuteranno, saranno finanziamenti per le politiche di transizione e quindi per aiutarli in questo percorso verso la decarbonizzazione. In tutto sono 3 miliardi di euro, come dicevamo, molto importanti. In fase di conversione poi abbiamo migliorato ulteriormente il provvedimento con tutta una serie di iniziative. Ne ricordo una su tutte, ma insomma sono diverse quelle che abbiamo inserito, è l'impignorabilità della casa per quei soggetti che non riescono a pagare le bollette, perché sappiamo che le bollette aumentano, non tutti riescono a far fronte alle spese e allora nessuno può rivalersi sul patrimonio di queste persone, perché sono soggetti magari vulnerabili che hanno difficoltà economiche e quindi abbiamo, diciamo così, inteso con questo provvedimento anche salvaguardare la proprietà di questi soggetti che hanno avuto delle difficoltà economiche. E queste sono decisamente buone notizie, ma io lo ribadisco ancora una volta, mi raccomando, se volete maggiori informazioni, se non ce la fate a pagare la bolletta, non vergognatevi, andate a bussare al vostro sindaco. Ce ne sono alcuni, Ecco, come l'onorevole Gusmeroli, tuo collega, sindaco di Arona, che hanno aperto un apposito sportello per dare una mano a chi non si intende di internet, perché sappiamo, andando sul sito dell'ARERA si può cercare di migliorare la propria situazione bollette, ma è un casino, parlando in termini si va dal sindaco. Bisogna avere coraggio però, Barabotti, perché molto spesso uno non lo fa perché si vergogna. Lo vogliamo dire? Bravo Sammy. Tu mi dai modo di parlare di un tema molto importante che riguarda 11 milioni e 500 mila famiglie nel nostro paese e a cui non tutti i sindaci, ma sicuramente i sindaci della Lega stanno provando a dare risposte. Hai detto bene, il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, ha aperto uno sportello, la stessa cosa abbiamo fatto a Massa con il sindaco Francesco Perziani. E a che cosa serve questo sportello? Serve a indirizzare le scelte dei cittadini in modo consapevole. E mi spiego meglio. Ci sono in Italia 11 milioni e 500 mila persone che possiamo definire vulnerabili, stando ai criteri di legge, e che hanno il diritto di passare dal mercato libero dell'energia, dove l'energia costa in media 35 centesimi per kilowatt, al mercato a tutela graduale, dove il costo dell'energia è 25 centesimi per kilowatt, quindi un risparmio medio decisamente importante, che vale nella media dei consumi di una famiglia circa 400 euro l'anno in media, con famiglie che risparmieranno 600 euro e altre che ne spenderanno 200. Ma è importante rendere consapevoli i cittadini e accompagnarli in questo percorso per tornare nel sistema a tutele graduali. Ed è importante che i sindaci si mettano a disposizione, perché poi, Sammy, lo sai meglio di me, quando una famiglia entra in difficoltà e magari non riesce a pagare l'affitto della casa popolare, si creano delle difficoltà. Quindi noi
anticipando la problematica, facendo risparmiare le famiglie fragili sulle bollette, magari anticipiamo tutta una serie di altri problemi di cui i comuni poi sono chiamati a farsi fronte a far fronte con i servizi sociali. Quindi, tra l'altro, questi soldi che i cittadini risparmiano non sono soldi che ci mette lo Stato, perché il sistema tutele graduali è un sistema che si regge su un complesso sistema di aste che si sono già svolte a suo tempo. Quindi è un prezzo fisso garantito fino a marzo 2027 di 25 centesimi per kilowattora, che è molto 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 vantaggioso soprattutto in questa fase. Allora, sono soldi che sostanzialmente non ci rimette lo Stato, ma che sono mancati guadagni per le imprese del settore energetico, e quindi approfittiamo di questa opportunità. Dovrebbero farlo tutti i sindaci d'Italia, tutti gli amministratori d'Italia dovrebbero rivolgersi ai cittadini per dire: vi aiutiamo a risparmiare 400 euro l'anno di bollette, venite a trovarci nei nostri uffici. Purtroppo per ora solo quelli della Lega sembrano avere questa sensibilità. Ed è proprio per questo, Andrea, che faccio l'appello ai nostri ascoltatori: chi avesse problemi con la bolletta del gas, bussate alla porta del vostro sindaco, diteglielo. Ci sono sindaci che danno una mano ai propri cittadini. Perché lei non ci dà una mano? Chissà come mai. Sono quelli della Lega. Avanti ancora una volta per cercare di dare una mano ai propri concittadini. Onorevole Andrea Barabotti, veramente sei stato gentilissimo. Io approfitto anche per fare gli auguri di buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Grazie, buona Pasqua a tutti voi in ascolto e a te, Seni, buon lavoro. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ecco, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile, a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2, con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito: dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita delle mani, dita dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice: ah beh, io sono uno sportivo, e beh, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo: trattamento di 1 mese 35 euro, trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
fibrillazione atriale, signori. È Rocche che c'è tornato a salutare, scritto R-H-O-K, il dottor Riccardo Moraca, medico di base, ma anche cantautore, quindi songwriter per passione, medico per vocazione. Ciao Grazie, Riccardo! ciao Sammy, Ma che grazie, onore, ciao. ma che onore! Ti Mi mancavi. ringrazio, ti Posso ringrazio. dire che mi mancavi? Io ti seguo comunque, Sei gentile. quando vengono i miei amici, Pino, mio figlio. Fibrillazione atriale, questa canzone l'abbiamo sentita, abbiamo quasi consumato il CD, perché è un pezzo che ci fa pensare, un pezzo che parla dell'importanza del medico di base e aggiungo io, troppo spesso noi prendiamo e andiamo subito al pronto soccorso, riempiamo, affolliamo il pronto soccorso, quando magari qualche occhiatina al medico di base ci salverebbe la vita un po' prima, o no? Certamente sì. Allora, fibrillazione atriale, fra l'altro, dà il titolo ad un mio album, o mio CD, come si dice adesso, che che tu hai già Bellissimo. sentito, avevi dicendo, dove proprio è espresso il concetto di medicina, musica e medicina. Ecco, soprattutto perché parla non so, parla della la persona che è depressa, persona ansiosa, di medicina estetica. Beh, adesso non voglio farla lunga. Questo brano qua io l'ho fatto, e c'è il video sul mio canale YouTube Riccardo Moraca RHK, per poter dimostrare questo, che che il medico di base può benissimo fare anche un elettrocardiogramma senza mandare il paziente al pronto soccorso e cominciare eventualmente già lui stesso a far terapia. Ecco, quindi mi si vede mentre faccio un elettrocardiogramma al paziente per dire appunto questo. Il medico di base è un medico che deve saper fare un po' di tutto. E Okay. intanto cercatelo, R-H-O-K, Rock, Riccardo Moraca, il pezzo che abbiamo trasmesso è fibrillazione atriale, ma ce ne sono altri interessantissimi, si parla soprattutto del tuo lavoro fino al 2021 a Sesto San Giovanni, sei stato medico di base e della situazione dei medici di base. Oggi vorremmo parlare per qualche minuto perché è diventata veramente insostenibile. Cosa sta accadendo? Dove si è sbagliato? E visto che, perdonami, la nostra è una radio che parla anche alla politica, con la politica speriamo una buona politica, cosa si può fare? Cosa si sta facendo e cosa ancora si deve fare? Allora, io dal lato politico non vorrei dire molto, perché io non sono un politico e quindi chi vuole parlare di cose che non è non è capace di parlare, che insomma che è ignorante, nel senso che ignora tutto il meccanismo della politica, io vorrei evitare questa parte politica. Io vorrei semplicemente parlare da un punto di vista medico, ovviamente di medico di medicina generale, il medico di famiglia, e vorrei dar voce ai pazienti in generale, a tutti i pazienti che sono in difficoltà e in particolare ai miei pazienti che sono in difficoltà, perché quando io ritorno dove facevo il medico di base e incontro i miei pazienti, tutti quanti mi dicono: "Siamo disperati, non ne possiamo più perché se n'è andato via." No, questo qua è il concetto, diciamo, affettivo, per Non l'amor di Dio. mancavi solo a noi in radio, ma anche ai tuoi pazienti. Ma direi di sì, perché poi dopo io dico: "Guardate, comunque io non ho fatto chissà che cosa. Ho fatto il mio mestiere, insomma, okay, perché anche perché fra l'altro io volevo fare il medico da quando avevo 5 anni, 6 anni, perché mio nonno era medico e quindi dice: "Cosa fai da grande?" "Il medico." Vabbè, a parte questo qua, quindi, diciamo, riferendomi un po' alla politica, io dico una cosa: allora, capisco che i meccanismi sono complicati, che è meglio evitare che uno si possa non infangare e andare in questi meccanismi politici. Io capisco, per l'amor di Dio, non ci metto lingua, come diceva una volta Pappagone, mi ricordo. Però io non capisco perché la politica in generale,
sinistra, destra, centro, io sono apolitico in questo momento qua, sono super partes, quindi non parlo a favore di nessuno, parlo a favore dei pazienti. Quindi come mai la sanità, il ministro della sanità, la sanità, il governo, quello che è, non abbiano considerato che, ma da anni questo, che il medico di famiglia è l'unico medico che conosce bene il paziente. Non per niente si chiama medico di famiglia. Quindi chi meglio di lui può gestire un paziente che conosce da anni e anni e anni? Io in particolare poi ho cominciato a fare il pediatra. Quindi io i miei pazienti li ho conosciuti da 2 mesi fino adesso, i miei pazienti che avevano 2 mesi, adesso ne hanno 40, 50 anni, i loro genitori, i loro nonni, quindi la famiglia. E quindi ho sempre inquadrato il paziente nell'ambito della famiglia, del lavoro, quindi essendo anche un medico olistico, cioè non voglio fare il figo, ma sono un medico olistico, quindi io guardo il paziente nella sua interezza. Io non curo il fegato di Sammy Varin, non curo il cuore di Sammy Varin, ma io curo Sammy Varin in maniera completa, ok? E se il medico mette in atto ciò che riesce a ricavare dall'anamnesi personale e familiare del paziente, riesce automaticamente a curarlo meglio, in tutti i sensi, perché molte patologie che sembrano patologie organiche sono patologie psicologiche molto spesso, però per far questo ci vuole tempo, ovviamente ci vuole tempo, ok? Assolutamente sì. Allora, siamo in una situazione che insomma dire è disastrosa è dire poco, ovviamente, però io dico la mia. Allora, intanto dovremmo cercare di far funzionare bene, o meglio, ciò che abbiamo. Abbiamo il medico in questo momento, cerchiamo in qualche modo di farlo lavorare meglio, fra l'altro. Ok? È una banalità, cioè è facile dire sta cosa qui, però è come quando si è non so, in guerra, no? Che insomma si fa quello che si può e si fa al meglio. Abbiamo questo tipi di medici adesso. Poi vediamo se togliendo il numero chiuso, se facendo di qua e di là per le strutture, vediamo, però adesso abbiamo queste cose qua. Anche perché questa cosa del numero chiuso, per fortuna siamo riusciti a sistemarla, però è un lavoro che poi occorreranno anni prima che si formino questi futuri dottori. E quindi io chiaramente non oso assolutamente giudicare i colleghi, ci mancherebbe altro, né dal punto di vista professionale né dal punto di vista organizzativo. Io non oso fare questa cosa qua. Però, ovviamente, però, come dicevo prima, il medico deve essere messo in condizione di poterlo lavorare al meglio. Ok? Come fare? Allora, una delle cose da poter fare, per esempio, è fare in modo che il medico abbia un assistente di studio, ok? Come si dice, assistente di studio però professionale, che sappia fare il suo lavoro e sappia gestire il paziente, ok? Per potersi accollare tutte le pratiche burocratiche che esistono, in modo tale che il medico possa dedicarsi esclusivamente al paziente. Però per fare questo non basta il frontman, si dice, come si dice in inglese, comunque, che non basta, però... È un termine musicale, ma ci sta, però. Siccome sono musicista anch'io, ho detto frontman. Ecco, che abbia la capacità di gestire, ecco, il paziente in tutti i sensi dal punto di vista burocratico. Questa qua è la prima cosa da fare. E poi stavo dicendo che non capisco perché in questi anni non abbiano gestito bene la sanità pubblica e non aver capito che il medico di base deve essere lui che conosce bene il paziente, così a fare la prima diagnosi, ok? Per fare la prima diagnosi deve ovviamente dare 5 minuti al paziente, se non di più, per poterlo ascoltare, visitarlo,
ovviamente, e poi prescrivere accertamenti diagnostici ed evitare esami e costi inutili, ed inviare il paziente dallo specialista quando proprio non se ne può fare a meno. Quindi fare lui una prima diagnosi, prima terapia, primi accertamenti diagnostici, e quindi qual è la conseguenza? Molto banale: si eviterebbero affollamenti ai pronto soccorsi, perché i pazienti vanno al pronto soccorso perché dicono: tanto il medico non mi visita, non lo trovo mai, vado al pronto soccorso e qualche cosa mi faranno. Però il pronto soccorso deve essere usato soltanto in caso di estrema necessità, o perlomeno di necessità. Quindi, facendo questo, il medico, facendo da filtro, via dicendo. Allora, intanto chi ci sta seguendo in diretta, sono le 11:45, abbiamo con noi il dottor Riccardo Moraca, che oltre che essere cantautore è stato anche medico di base. Se avete qualcosa da dire potete entrare in onda con noi chiamando 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Stiamo parlando dell'importanza del medico di base come filtro per fare qualunque altro intervento, esame, prima di fare un esame, richiedere un esame dallo specialista, prima di correre al pronto soccorso. Però qui ti fermo e dico: ma perché il medico di base non ti visita? Non voglio esagerare chiedendoti perché non esce più a fare le visite a domicilio se uno è malato con il febbrone e ti dice di venire lo stesso col febbrone in studio. Posso capire che magari c'è stato un abuso in passato di questo, però io ti dico la verità, ho quasi non timore, però per chiedere un appuntamento al mio medico, perché sembra quasi, cavolo, anche tu, sono sempre pieni, strapieni, ma soprattutto ti aggiungo un'altra cosa: la sensazione che ho io è che il medico di base oggi è diventato un passacarte, cioè quello che fa esclusivamente ricette, 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 solo ricette, migliaia e migliaia di ricette e nient'altro. Sicuramente no, però forse siamo anche noi che abusiamo un attimo di tutte queste ricette, tornando a bomba come prima, richiedendo esami su esami su esami. Però se non facciamo questo, allora ci dobbiamo rivolgere al medico di base, e quindi la coda si fa ancora più lunga. Ma Ce ne sono pochi, ma certamente ce ne sono sì, pochi, certamente sì. ricordiamolo. Poi allora al paziente, perché il paziente da una parte è giustamente egoista. Cioè, in che senso egoista? Non in senso cattivo del termine. Il paziente pensa a se stesso, alla sua salute, ovviamente, no? E quindi mi verrebbe a dire una parolaccia, ma non la dico: i ca e i ma, insomma, della politica al paziente, o i ca e i ma del medico che ha tanti pazienti, o che non riesce a lavorare perché non ha tempo. Al paziente di questo non gli può fregar de meno. Cioè, lui vuole essere visitato, vuole essere ascoltato, e di tutte queste menate non gliene frega un Kaiser. Chiaro. Ok. Io posso anche lanciare certamente una lancia a favore dei colleghi, perché questi colleghi che magari sono dei colleghi molto bravi professionalmente, io non dico, cioè non giudico nessuno, perché figurati, però diciamo a questo punto sono sovraccarichi di cose e di cose da fare, e non hanno il tempo materiale per poter gestire poi, fra l'altro, c'è la questione che il paziente è sempre più vecchio, quindi ha malattie croniche, chiaramente, e quindi ha bisogno di maggiore assistenza e di maggiore attenzione da parte del medico, perché il medico deve dare attenzione al paziente, deve ascoltarlo, anche perché se tu spendi 5 minuti in più con il paziente, questo tempo, fra virgolette, come si dice, tempo perso, che non è tempo perso, lo recuperi in un altro modo, soprattutto curando bene il paziente
e facendolo ammalare anche nel senso psicologico, perché non sentendosi curato come lui, ascoltato, mi va in paranoia il paziente. Capisce? Quindi è un circolo vizioso che non funziona. E poi, parlando ancora un pochino di politica, poi se vuoi cambiamo anche argomento, io mi chiedo perché la politica, i politici non riescono a capire, e di questo qua mi fa incavolare, qualsiasi colore sia la politica, che se il medico di base funziona bene, cosa c'è? C'è un risparmio economico. Ragazzi, Certo, c'è un certo. risparmio economico, meno esami inutili, meno visite specialistiche, meno ricorsi al pronto soccorso. Ma volete mettere poi alla fine in soldoni quanto il sistema sanitario nazionale potrebbe guadagnare e risparmiare? Ditemi, io faccio un appello alla Meloni, a Salvini, piuttosto che a qualsiasi altra persona, alla Schlein, che ne so io, a politico. Rendetevi conto, mettetevi un po' d'accordo anche le due fazioni, no? Diciamo opposizione e governo. Mettiamoci su un tavolo senza stare nelle vostre fottutissime cognizioni politiche. C'è un'emergenza sanitaria, cavolo, mettiamoci d'accordo, no? Possibile che non si riesce a trovare, possibile che non ci sia nulla cosa che possa andare d'accordo. È una cosa facilistica la mia, No, ma però ragazzi, io parlo a nome dei miei è il pazienti. motivo per cui Scusatemi molta ragazzi, gente non va più a cacchio. votare, perché si No, fa ideologia su no, ogni cosa, no. anche su queste che non dovrebbero essere né di destra né di sinistra, le liste d'attesa, ad esempio, interminabili, mesi, anni per avere un esame e non si trova la situazione. Quando poi per fortuna c'è qualche trasmissione televisiva, ma pochissime, anzi potremmo dire una sola, che spiega che, attenzione, se ti danno l'esame tra un anno o tra 2 anni, sai benissimo che puoi ricorrere, farti sentire, perché se è stata programmata entro tot mesi sulla tua ricetta questo esame, e lo puoi fare da privato facendo pagare comunque allo Stato. E questa è una roba che in pochi sanno, anche perché non è immediata, devi andare a rompere le scatole, a bussare alle porte e devi avere molto tempo a disposizione, diciamo così. Chiaro che è una situazione ormai, come dicevamo, Ma è insostenibile. l'ABC, Sammy, ma guarda che quello che sto dicendo io. Cioè, io sono un illustre sconosciuto, cioè sono conosciutissimo dai miei pazienti, ma diciamo in generale sono un illustre sconosciuto. Io sto dicendo l'ABC. Non è che voglio banalizzare perché la cosa è molto più complicata. Pagate fra l'altro anche di più il medico di base, perché il medico di base, cioè io sinceramente ho fatto il medico di base, ho sempre lavorato 9-10 ore al giorno, a prescindere dal mio stipendio, perché ritenevo che il tempo da dedicare al paziente era quello. Però poiché quando vado nei supermercati non è che con la mia soddisfazione vado a fare la spesa, bisogna anche io di avere 4 euro per pagare, e che per poter pagare la spesa avrei bisogno di uno stipendio, diciamo, capisci? Anche qui, altro lato della medaglia. Ci fermiamo per qualche istante perché facciamo sentire un altro pezzo di Riccardo Moraca in arte rock, cantautore. Si intitola La mattina appena sveglia e poi ce lo racconti. Sentiamo.
E questa è La mattina appena svegli. Abbiamo in onda Riccardo Moraca in arte rock, perché lui è medico di base, ma è cantautore, songwriter per passione, medico per vocazione. Quindi negli ultimi minuti di questa chiacchierata chiediamo al dottor Rock, RHOK, che progetti hai come musicista? Allora, come musicista ho un programma molto interessante, molto interessante. Ho un'occasione veramente bellissima, un'opportunità di portare avanti un progetto cinematografico addirittura. Quella. Progetto cinematografico che stiamo portando avanti con Sabrina Trombini, che è una Business Evolution Communication, con Daniele Mariotto, che è un giornalista, e con Elena Maccagnano, che è una sceneggiatrice di valore, di talento, e un'attrice incredibile, ovviamente. Il progetto si chiama Narciso ed Empatia e lo porteremo quasi sicuramente al cinema, al Festival Cinema di Venezia di quest'anno. Io sono curioso però, Narciso ed Empatia. Narciso ed Empatia. Questo qua è un progetto dove si presenta una porzione della realtà che molte coppie vivono oggi. Ok? Quindi denunciare la violenza, che non è solo fisica ed è psicologica, questo qua è normale, no? Come denunciare che cosa? Denunciare anche l'abuso emozionale, che chiaramente distrugge e annienta le menti umane, con le aggressioni, la prepotenza e i maltrattamenti. Quindi dove mettiamo in rilievo i supporti familiari, i supporti medici e le strutture adeguate a questa situazione. E dare un messaggio appunto per chiunque si trovi in una situazione di pericolo. Questo progetto è mirato anche alla prevenzione delle forme di violenza in tutte le forme di violenza. Quindi combattere le sue cause, contrastare ogni forma di discriminazione razziale, di genere, di immagine e di razza. Quindi è un progetto molto ambizioso che speriamo possa portare qualcosa di importante a livello cinematografico. Non posso dire di più perché, insomma, non posso dire di più. Saluto, diciamo, i miei amici se sono in onda, quindi Elena Maccagnano, Sabrina Trombini e Daniele Mariotto, saluto anche loro. Questa è la cosa che mi sta impegnando in questo periodo. È chiaro che chi è curioso ulteriormente deve seguire Riccardo Moraca, RHOK, lo trovate su Facebook facilmente e su YouTube trovate anche la sua musica, tra cui il pezzo diventato veramente famoso, Fibrillazione arteriale. Ecco, chiudo che il brano che avete ascoltato, La mattina appena sveglio, fra l'altro sarà una delle colonne portanti di questo nostro progetto, dove io sarò sia quindi come musicista della colonna sonora e sia come attore, avrò una parte anche in questo progetto. Io l'ho sempre detto che chi ti guarda dice, ma non doveva fare l'attore, non doveva fare il medico, fa l'attore, ma però è anche cantante. Signori, è bello trasmettere emozioni a tutto tondo e questo è il modo di vivere che mi piace. Grazie davvero, Rock, è stato un piacere. Diciamo grazie a te e mi complimento sempre con te perché sei l'unica persona, l'unica radio che dà spazio alla musica indipendente. Sei un grande e ti vogliamo bene tutti quanti noi musicisti indipendenti e non solo. E io vi bacio tutti quanti, vi ringrazio perché mi date modo di fare qualcosa che le altre radio chissà perché non fanno. No, guarda, lasciamo perdere, che poi potremo fare un giorno qualche commento in merito. Assolutamente, c'è da divertirsi. Grazie, Rock, Riccardo ciao a Moraca. tutti, grazie agli ascoltatori, grazie.